vorrei introdurre un collega che a mio avviso è forse la mente più brillante che abbiamo noi come comunità scientifica e i vari ricercatori che interagiscono nelle molteplici occasioni di incontro. Collega, ma dovrei dire soprattutto amico di vecchia data. La nostra amicizia risale a 25 anni fa e ho il piacere di introdurre qui con noi Oussama Khatib, che è professore di robotica nel Dipartimento di Informatica e di Computer Science di una delle università più prestigiose al mondo, che è Stanford University, e con il quale avrò il piacere di condividere la scena. It's really wonderful to be back in Italy, back in Napoli, but especially back with such a diverse group of people. I'm very happy to be here today. I just arrived from San Francisco, where my university, Stanford University, is, and where I'm doing my research. And today I'm going to share this podium in Napoli's home of my dear friend Bruno Siciliano to tell you a little bit what is going on in robotics, and also to explain what we are trying to do and how exciting this field is. Let me get the projector. Okay, so we need the connection. It's right here. There is something happening. Posso aggiungere che questa è la seconda volta che in 25 anni io vedo Oussama indossare una cravatta. Questa la dice lunga, sì. Stavo quasi commuovendo, ma non sono passato a prendermi in albergo. Should I start? Yeah. Just we need to go. Okay, it's Bruno. E allora, come recita il titolo è un titolo un tantino provocatorio, questo di fare questa sorta di dichiarazione se il terzo millennio nel quale siamo entrati è veramente o meno l'era della robotica. Il fatto che comunque i robot possano ormai trovarsi ovunque, non solo nelle fabbriche in cui i robot hanno raggiunto un livello di tecnologia matura, ma anche sono stati utilizzati su Marte. Tutti quanti ricorderanno la sonda, il rover spaziale Sojourner, che nel 97 ha esplorato il suolo marziano, così come i robot vengono utilizzati negli oceani, sono anche utilizzati negli ospedali per la riabilitazione, sono anche utilizzati come chirurghi, sono anche utilizzati nelle scuole come veicolo eccellente di education, cioè di educare i bambini, di avvicinarli alla tecnologia, e la scommessa è che di qui a qualche decennio i robot possono essere utilizzati anche nelle nostre case. Quella che vedete alla destra è la copertina di Scientific American, che in italiano è pubblicato nella versione delle scienze, e a gennaio 2007 c'è stato un articolo a firma di Bill Gates, Microsoft, il quale ha dichiarato che questa è l'alba dell'era dei robot. E quindi proiettandoci verso il futuro, come questa manifestazione ambisce a fare, è chiaro che noi troveremo delle macchine che via via saranno sempre più intelligenti e che eventualmente potranno giocare un ruolo analogo a quello che l'oggetto che noi utilizziamo stasera per la presentazione, che è diventato così pervasivo e addirittura invisibile negli ambienti in cui tipicamente viviamo. Parlo del personal computer. Bene, la scommessa è che di qui a qualche decennio si possa avere un personal robot alla stessa stregua secondo la quale ora noi utilizziamo questo strumento di cui apparentemente non riusciamo a fare più a meno. 2 anni fa la comunità scientifica italiana ha ospitato il nostro convegno mondiale,
quello della Società di Robotica e Automazione della IEEE, che io come ho l'onore di presiedere in questo biennio 2008-2009. Ebbene, il tema della conferenza, del convegno che si è svolto a Roma, era Ubiquitous Robotics, cioè la robotica ubiqua, cioè i robot ovunque, al punto tale che di qui a qualche anno potremmo non accorgerci più della loro presenza e darla assolutamente per scontato. Da docente io insegno robotica e sono docente di controlli automatici, e i colleghi e gli amici che saranno in sala sicuramente sorrideranno a questa trasparenza che sembra quasi un pochettino dal connotato tecnico, ma in realtà quello che è il principio che regola le funzioni del corpo umano, parlo del principio della retroazione, in cui noi reagiamo alle condizioni mutevoli dell'ambiente, quello che in gergo tecnico si chiama feedback, con un neologismo che ormai è entrato in uso nel linguaggio comune, vede la definizione della robotica come la connessione intelligente tra percezione e azione, nel senso che se noi facciamo questo parallelo tra l'uomo che si propone di diventare un robot grazie a delle macchine sempre più evolute e il cervello che poi regola le funzioni intelligenti degli esseri umani, noi abbiamo a disposizione una quantità di dati. Nella trasparenza vedete due esempi di informazioni sensoriali, quelli che poi arricchiscono la nostra capacità di interagire con l'ambiente, cioè il fatto di vedere e di sentire, cioè i dati visuali e i dati aptici. Ed è grazie all'osservazione del mondo esterno che il nostro cervello provvede a governare il movimento del braccio e della mano e quindi a seguire di impartire dei comandi motori a quello che possono essere delle braccia, però è chiaro che il discorso può essere esteso a un robot mobile. Stasera voi vedrete un robot bipede, un robot umanoide, come si dice in gergo, che riesce a camminare, a deambulare, ma ci sono anche robot di tipo mobile, tipo il rover, il Sojourner che citavo. Quindi in questo meccanismo virtuoso il controllo, ovvero l'intelligenza e il governo, elabora le informazioni dei sensori e dà dei comandi motori che consentono alla macchina di animarsi e di muovere e in ultimo di eseguire quelli che sono i comandi desiderati del cervello. E questo mi consente anche di sottolineare un punto essenziale di come questo non sia la robotica solo ingegneria e tecnologia, ma è chiaro che c'è un connubio con tutto l'ambiente scientifico, e mi riferisco al settore delle neuroscienze, perché è chiaro che per capire meglio i comportamenti del cervello umano che noi vogliamo replicare nelle macchine dobbiamo servirci di teorie. Io ero 2 settimane fa in un evento letterario a Göttingen in Germania e prima di me ha parlato Giacomo Rizzolatti, che è un docente collega illustre dell'Università di Parma, che è stato lo scopritore dei cosiddetti neuroni specchio, i mirror neurons, e noi abbiamo bisogno del contributo delle neuroscienze per capire, per realizzare delle macchine più intelligenti e più autonome di interagire con l'ambiente. Quindi è chiaro che il sogno ultimo è quello di replicare nella macchina quelle che sono le funzioni più intelligenti dell'essere umano. Ora, prima di farvi vedere un video carino che va a riassumere come la robotica si è sviluppata in questi 50 anni, io provo a fare un excursus di quello che è sempre stato il sogno dell'uomo di replicare se stesso. Questa, risale a una delle prime realizzazioni di una macchina automatica. Questo era questo studioso arabo Al-Jazari che nel 1200 realizzò un primo meccanismo automatico che ambiva a essere quasi un automa, una prima larva di automa. E via via, chiaramente non potevo fare a meno di menzionare il robot, non posso dire ancora robot, l'umanoide progettato da quel geniaccio di Leonardo da Vinci che
ha nobilitato il Cinquecento con le sue invenzioni e con le sue grosse teorie, e anche il contributo artistico che ovviamente ha dato a quel secolo ricco di, diciamo, di fermento culturale. E nel 1550 c'è stata la prima mano artificiale progettata da uno studioso francese, un medico, Ambrose, che si proponeva di diventare una protesi per sostituire la mano delle persone che sfortunatamente avevano subito una amputazione. E via via, per l'aspetto anche di intrattenimento del robot, troviamo le bamboline realizzate da Drow, che è un ingegnere svizzero, e ancora un po' più tardi le bambole realizzate dai giapponesi, che erano visti come robot di intrattenimento, e questo in qualche modo andava a precorrere i tempi di quello che voi vedrete anche molto in questa mostra, che è l'aspetto di edutainment, che è un clone di due parole chiave, il discorso education, nel senso di insegnare, e il discorso di insegnare divertendosi, cioè il discorso dell'entertainment, che dà luogo a questa nuova branca della robotica che si chiama edutainment. Il termine stesso robot, e io mi ostino, come nella prima lezione dei corsi universitari, a utilizzare il termine robot e non robot alla francese, non me ne vogliano gli amici e i tecnici della squadra di Ashimo, che sono francesi. Robot deriva dalla lingua slava robota, che significa lavoro esecutivo, lavoro subordinato, e fu coniato nel 1920 nel dramma teatrale di Karel Čapek, I robot universali di Rossum, fino via via a arrivare al 2005, in cui l'evento clou della Expo Mondiale di Aichi vide questa parata di robot umanoidi veramente punta di diamante della tecnologia giapponese, e di cui poi voi avrete una dimostrazione live dal vivo questa sera con Ashimo. Questo era il sogno. Però in questa dicotomia l'uomo, come giustamente ha sottolineato il dottor Forster nell'intervento introduttivo, ha sempre avuto il bisogno di realizzare delle macchine utili, ed è chiaro che questo bisogno è nato solo nel momento in cui la tecnologia meccanica, elettrica e elettronica, si parla anche di meccatronica, era matura, e il settore della robotica industriale si è affermato come una tecnologia matura approssimativamente nel ventennio dal 60 all'80, con tutte le applicazioni manifatturiere, prevalentemente nel settore automobilistico. Ricordo negli anni 80 il primo motore integramente robotizzato nell'assemblaggio, parlo del Fire, che veniva utilizzato nei vecchi veicoli Fiat, nella 1, nell'impianto di Termoli, era il primo esempio di motore perfettamente robotizzato. In questo percorso di crescita dei robot, nel ventennio successivo i robot sono usciti dalle fabbriche e si parla di robotica per l'esplorazione, quello che in inglese è field robotics, e la fotografia che vedete si riferisce a una competizione che è avvenuta nel 2005 a cura del Dipartimento della Difesa americana, che ha commissionato questa gara, questa che si è chiamata Grand Challenge, che ha avuto un notevole impatto mediatico, in cui dei veicoli completamente autonomi, quindi non teleoperati dalla stazione di base, hanno compiuto un tragitto nel deserto dell'Arizona in un tempo limite. Robotica per l'esplorazione, non potevo non menzionare quella che è stata la punta di diamante dell'esplorazione, e parlo senz'altro delle applicazioni spaziali e il fatto di utilizzare il robot in un ambiente ostile, ovvero un ambiente difficilmente accessibile per gli esseri umani, come il campo spaziale, ma anche per quanto riguarda l'ambiente sottomarino. E ancora una nostra collega nel 2001, dopo la tragedia di Ground Zero, ha utilizzato dei robottini sulle macerie delle due torri alla ricerca di resti umani, proprio come robot nel caso del salvataggio. Ancora nel ventennio successivo i robot che erano usciti dalle fabbriche ed erano in un ambiente, per così dire, outdoors,
sono diventati vicino all'uomo, nel senso che sono arrivati a contatto dell'uomo, e in questo settore si parla di robotica di servizio. Quello che vedete è un robot a tutti gli effetti, ha piena dignità di essere chiamato robot, e parlo di Romba, che può essere acquistato su internet al modico costo di 200 euro, ed è assolutamente un robot, perché è in grado di prendere decisioni e di reagire a quelle che sono le condizioni mutevoli del pavimento di una casa, il tappeto, l'ostacolo, la scatola, il gattino che passa per il soggiorno e quant'altro. Robotica di servizio significa anche un notevole impatto sociale, e nel momento in cui parliamo di impatto sociale non potevo non menzionare quelle che sono le applicazioni mediche, sia per quanto riguarda le applicazioni chirurgiche, ma anche per quanto riguarda il settore della riabilitazione. Il sogno che la comunità scientifica dei ricercatori in robotica ha di qui nel ventennio successivo è quello di puntare al concetto di una robotica personale, e a noi stessi non è chiaro se questa robotica personale debba necessariamente coincidere o meno con la robotica umanoide. In altri termini, l'umanoide che vedete stasera è il nostro compagno ideale robot che vorremmo, o probabilmente è pensabile uno scenario in cui ci può essere un robot non necessariamente di forma antropomorfa. Questo è un filmato che riassume 50 anni di robotica, e fu curato da Usama in occasione del convegno del millennio del 2000 di San Francisco. Io lascio scorrere il filmato perché penso che si commenti da solo, proprio per evidenziare quelle che sono la crescita dalle prime realizzazioni sperimentali e prototipali fino a arrivare alla soglia del secondo millennio. Ecco, questi sono i primi manipolatori, i primi montaggi che i robot erano chiamati a fare, le prime walking machine, cioè le macchine a più gambe. In questo caso avete visto un esapode, questo è un rover. Questo è il primo bipede, questa diciamo è le prime realizzazioni che poi hanno portato ad Acimo stasera. Questo è un computer dell'epoca, ragazzi, erano così i computer. Ecco, vedete ancora un esapode, vedete come erano lenti all'epoca, qua siamo diciamo fine anni 70, inizio anni 80. Robot nelle scuole, e queste sono le prime sperimentazioni di un robot che reagisca all'ambiente. Questi sono i primi robot mobili, ingombranti, un po' pesanti. Ecco, questo è l'inizio, diciamo, della ricerca sul controllo in forza, la sensazione tattile. Robot nelle industrie, quindi campo manifatturiero, il settore automobilistico che menzionavo. Ora comincia a diventare un po' più divertente. Questo è un robot che salta. Capite che i problemi di controllo di questi oggetti sono via via più complicati? Ecco le prime mani artificiali, robot che suona il pianoforte. Questi sono robot di ispirazione biologica, secondo gli insetti che danno questa fonte di ispirazione. E ancora i bipedi, il robot che gioca a ping pong. Questo è un video storico perché è il lavoro di Usama al tempo della sua tesi di dottorato, il fatto di robot che evitava l'ostacolo con un sistema di potenziale di campo. Questo sembra proprio un insetto. Qui sono robot per lo sminamento, quindi ambiente difficilmente accessibile per l'essere umano. Ancora rover. E questi sono i primi veicoli a guida automatica. Ancora applicazioni nell'industria. Ecco, questo non rompe il vetro e sente anche l'inclinazione del vetro.
Ecco, questo è un aspetto importante della telemanipolazione, cioè di operare un robot a distanza con un'interfaccia di tipo master-slave. Questo è la capacità di riconoscere un profilo superficiale e ancora via via la ricerca sui bipedi. Applicazioni sottomarine. Sensazione tattile, quadrupedi che ora non camminano più però cominciano a saltare, ancora di nuovo questo, diciamo, che saltella su una sola gamba e guardate qua. Non male. Questo è molto simile al robot Espian che vedrete nella mostra. Ecco le applicazioni dello scenario domestico, cioè il robot che coabita lo spazio con gli esseri umani. Robot scimmia. Sojourner. Qua siamo nello scenario domestico, questi sono Romeo e Giulietta, i robot di Usama a Stanford, che fanno le faccende domestiche. Guardate come l'inseguimento visuale può diventare molto più veloce di quelle che sono le capacità di una telecamera normale. Questo è di nuovo Romeo e Juliet a Stanford. E questa è un'interfaccia aptica che poi vedrete dimostrata al termine dell'intervento di Usama. E questo è il padre di Ashmo. Questo è il progetto Honda che alla soglia del millennio ha sconvolto la comunità scientifica perché un'azienda grossa come Honda ha deciso di investire decisamente e massivamente nel settore della robotica. Questa è la maniera in cui noi abbiamo celebrato nell'occasione del convegno del 2000 che si è tenuto a San Francisco, che è stato presieduto da Usama, i 50 anni della robotica. Tornando non è che potrei avere un bicchiere d'acqua? Perché ho un po' di... Scusate un attimo, Qualcuno che può portarmi un bicchiere d'acqua? This is for you. Well then, I'm done with delivery. Domo, arigato. Grazie. Ciao, ci vediamo dopo,
non è uno scenario tanto futuristico, questa è realtà. Ancora 2 parole prima di lasciare la scena a Oussama. In questo grafico cerco di riassumere quello che poi è avvenuto a livello dell'evoluzione tecnologica negli ultimi 30 anni e di quello che potrebbe avvenire nei prossimi 20 anni, dopo l'onda analogica, l'evoluzione di questi strumenti con l'onda digitale, quindi parlo dei personal computer e di quella che è stata l'onda a seguire, quella che in gergo viene chiamata la seconda onda digitale, con tutti i prodotti dell'elettronica di consumo, di cui ora non possiamo fare a meno, telefonini, videocamere, iPod e quant'altro. Bene, diciamo, la previsione è che a partire dal 2010 possa aver luogo l'inizio di questa onda robotica e le stime del settore sembrano proprio indicare questo trend di mercato. Perché? Perché attualmente, questo è uno studio commissionato alla società di robotica giapponese, secondo la quale il mercato attuale dei robot, quando questo studio è stato commissionato nel 2005, dell'ordine di 11 miliardi di dollari, è un mercato che è destinato a crescere in maniera esponenziale nei prossimi 20 anni e a diventare dell'ordine di 60-65 miliardi di dollari, ma la stima più interessante è che rispetto allo stato attuale della tecnologia e al fatto che il grosso dei robot vengono utilizzati per applicazioni manifatturiere, di qui a 20 anni i 2/3 del mercato sarà destinata ad applicazioni di robot personali e di servizio. Io ho provato a dare una definizione di robotica e voi avete visto anche quello che può essere diciamo una punta di tecnologia con Ashimo. In realtà l'uomo della strada è portato comunque ad avere ancora una visione che è ispirata dalla science fiction, cioè dalla fantascienza, e questo che vedete è un filmato che io ho messo proprio per allietare i numerosi bambini e ragazzini che sono in sala. Questo è il robot spazzino, il robot ecologico, parlo di Wall-E, che si trova di fronte a uno scenario. Lo lascio scorrere perché and just a little bit lonely. But questo è quello che è sempre stato a livello fantascientifico. In realtà, da un punto di vista realistico, il robot può essere definito come una macchina in grado di svolgere una serie di compiti in maniera automatizzata per sostituire o migliorare il lavoro umano, da cui il termine robota come subordinazione della macchina all'uomo. E in questo filmato, abbasso l'audio per l'inglese e provo a commentarlo io, visualizza, si dovrebbe intravedere il fatto come 2 operai che devono realizzare una serie di piccoli montaggi possono avvantaggiarsi dell'uso di un robot, e il robot industriale moderno è un robot che può essere utilizzato quasi alla stessa stregua di un utensile da parte di un operaio e che però deve essere operato in condizioni di sicurezza, nel senso che nel momento in cui nella mostra voi vedrete diversi robot industriali e li vedrete ingabbiati in gabbie, diciamo, di plexiglass, proprio per garantire che non ci possa essere fonte di incidenti. D'altra parte, coloro i quali conoscono le leggi di Asimov, che hanno subordinato il rapporto tra l'uomo e la macchina, prevedono che un robot non deve ovviamente arrecare nessun danno all'essere umano, e quindi è chiaro che nel momento in cui il robot entra a contatto con l'essere umano deve ritrarsi e evitare che un urto possa creare accidentalmente un danno o addirittura
causare qualcosa di più grave. Bene, in questo filmato, che purtroppo diciamo, è parzialmente oscurato, si vede come nelle classiche applicazioni industriali è possibile insegnare al robot, senza stare a scrivere centinaia e centinaia di linee di programma, e insegnare direttamente le operazioni che il robot deve svolgere. Vedete uno scan, cioè il fatto di andare a spazzolare i pezzi e riconoscere la geometria dei pezzi e capire come questi pezzi devono essere montati per realizzare un certo oggetto. Quindi questo per dirvi che questo è lo stato attuale della tecnologia. Io andrei un po' più avanti, anche nell'interesse del tempo. Quindi è chiaro che i robot che sono partiti dalle fabbriche si sono via via evoluti in una serie di... Questa è una foto che qualcuno di voi che era pubblicata sull'articolo di Repubblica dell'altro giorno e che va a riassumere in una sola trasparenza quelle che sono le molteplici applicazioni dei robot. E giusto per farvene vedere alcune, e mi dispiace che ora c'è ancora un problema di refresh, provo a descrivere alcune di queste applicazioni. Vedete una mano artificiale in alto a sinistra, vedete un robot umanoide, punta della tecnologia europea, questa volta, che è Justin, che è il robot umanoide progettato all'Agenzia Spaziale Tedesca, al DLR, che prepara un caffè. Mi dispiace che purtroppo il video non consente, comunque voi troverete questi video, vero Luigi, diciamo, nella raccolta della videoteca dei filmati di Futuro Remoto. Tutti questi video sono stati dati e saranno fruibili, e vedete anche il robot aspirapolvere, che è talmente semplice e intuitivo da operare che può essere operato da un gattino che provvede a pulire il pavimento. E vedete anche il discorso relativo alla riabilitazione e all'assistenza domestica degli anziani. Il robot utilizzato per applicazioni chirurgiche, quello è un robot in cui il chirurgo opera in condizioni rilassate con un bisturi di tipo aptico, tipo l'interfaccia che voi vedrete dimostrata da Usama Khatib al termine della sua relazione. Ancora un robot umanoide giapponese, questo è HRP, che si propone come cultore della tradizione della danza giapponese e impara i passi di danza direttamente da una maestra. E infine in basso al centro, in basso a destra, vedete le protesi, cioè la gamba artificiale, quindi come robot di tipo endoscheletrico che si sostituisce all'arto inferiore. E quello ancora alla destra, vi invito a visitare la mostra il domenica 29 novembre, se ricordo bene, in occasione in cui quell'esoscheletro, che si chiama HAL, Hybrid Assistive Limb, è un robot che si indossa e che consente di avere capacità sensomotorie spiccate, per cui io posso sollevare un peso di 100 kg sentendolo virtualmente come se pesasse solo 10 kg, con implicazioni notevoli da un punto di vista riabilitativo, ma anche ponendo questioni etiche, perché è chiaro che io posso rendere una persona diversamente abile, alla stessa stregua di un normodotato, ma ho anche il rischio che una persona dalle caratteristiche normali possa diventare poi un superuomo. Nel lasciare la scena a Usama, vi faccio vedere questo video che è storico e si riferisce alla metafora di tempi moderni e che consente di introdurre il problema dell'interazione tra uomo e robot. Che se la macchina non funziona più bene è l'uomo che si deve adattare al ritmo della macchina, e il povero Charlot impazzisce nel tentare di finire di mangiare la pannocchia. E il rischio di una macchina completamente autonoma diventa veramente così elevato nell'interazione tra uomo e robot.